comunque do il benvenuto intanto agli oratori che sono Silvia Lovisio, Claudia Gianetto, Paolo Poncino e Silvia Maggiora, mentre non credo riesca a raggiungerci Domenico De Gaetano, che è il direttore del Museo del Cinema, perché è impegnato in una riunione, da quello che mi hai detto. Oggi presentiamo un libro che riguarda un aspetto della figura di Arrigo Frusta. Arrigo Frusta, noi qui al Centro Studi Piemontesi ce ne siamo sempre occupati come uno dei protagonisti della lingua piemontese, perché per noi è quello che è il poeta chiamato Pare, vedrete anche nella piccola mostra che ho messo lì, che è stato probabilmente uno dei più grossi prosatori del primo Novecento in lingua piemontese, scrivendo delle cose bellissime e straordinarie che purtroppo possono gustare solo quelli che si occupano di piemontese. E il Centro Studi, fin dalla sua fondazione, ha ricevuto e custodito un archivio che riguarda Arrigo Frusta, poi verrà fuori nel discorso, un archivio che poi è stato implementato successivamente da una discendente di Arrigo Frusta, che ha ancora portato altro materiale, per cui nella sistemazione dell'archivio del Centro Studi Piemontesi il fondo Arrigo Frusta è un fondo molto importante, sia per la parte archivio sia per una piccola biblioteca specializzata in cose piemontesi che abbiamo costituito più o meno fin dall'inizio. Però anche se la sua memoria per il Centro Studi Piemontesi è più legato all'aspetto linguistico letterario, in realtà lui è uno dei pilastri, è un protagonista della nascita del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e proprio a questo aspetto è dedicato il libro che abbiamo pubblicato e che è stato presentato già in una serata bellissima al Cinema Massimo, con una sceneggiatura del cinema muto, il suo adattamento dei il suo adattamento ai Promessi Sposi, poi lo direte voi, che è stata una serata effettivamente molto bella. Io entrerei quindi subito nel libro e anche il motivo per cui siamo riusciti a realizzare questa pubblicazione. Voi sapete che pubblicare è sempre un po' complicato, perché ormai nessun ente pubblico finanzia più una pubblicazione, non c'è più un bando che riguardi la pubblicazione di un libro, quasi che pubblicare un libro sia qualcosa di... Se state attenti, chi di voi ha la sfortuna, tra virgolette, di dover partecipare a qualche bando per la richiesta di contributi, non c'è più la voce edizioni o pubblicazioni, non esiste più. C'è tutto il contorno, e qui abbiamo potuto pubblicare questo libro grazie a un'iniziativa che nasce da un gruppo di persone, e io lascerei parlare del motivo per cui siamo qui Paolo Poncino e Silvia Maggiora, perché loro sono stati i promotori dell'opera in memoria di Milena Boni, quindi lascerei a voi la parola. Bene, grazie Albina. In realtà questo libro nasce proprio in ricordo di questa meravigliosa persona, professoressa universitaria di economia, cioè di marketing alla facoltà di economia, per quale noi siamo stati degli studenti particolarmente a lei simpatici e vicini, e ci ha tenuti raccolti per tutta la vita. Quindi noi siamo stati come gruppo di persone, lei ci chiamava i suoi bambini, tra virgolette, anche se non siamo più tanto bambini, però siamo cresciuti con lei e periodicamente durante gli anni ci siamo sempre visti.
lei ci raccoglieva in questa sua casa, tra l'altro sulla torre fascista di Piazza Castello, e tutti gli anni ci dilettava con degli aneddoti culturali, cioè praticamente lei era un personaggio da conoscere, era un personaggio che era un po' il centro della vita culturale torinese, aveva passioni di teatro, di cinema, di musica, e io personalmente abbiamo pensato che poi volevamo ricordarla e ricordarla con qualcosa di concreto. Grazie al suggerimento di Albina avevamo prima pensato di fare un premio, dedicare qualche cosa, poi in realtà Albina giustamente ci ha consigliato di fare qualcosa che rimanesse. Da lì in poi abbiamo cercato su cosa farlo, e col fatto che io ho fatto un po' di studi tanti anni fa legati al cinema muto, e con la conoscenza di Silvio Lovisio e Claudio Gianetto ho chiesto consiglio a loro se c'era qualche cosa, e Silvio mi ha nominato questo fondo frusto, questi scritti che erano già lì pronti per essere pubblicati, che per varie ragioni, proprio quelle che diceva forse Albina, non si riuscivano a pubblicare. Allora abbiamo ragionato e abbiamo pensato che potesse essere una bella cosa. Tra l'altro io arrivo da questi studi, tra l'altro come correlatrice avevo avuto la professoressa Boni come correlatrice, e tra l'altro invece anche la professoressa Lio come relatrice, che tra l'altro non può venire stasera, a noi dispiace, ma era una cara amica della professoressa Boni. E Silvia Maggiore è figlia di un personaggio importante che era proprietario di un circuito cinematografico, quindi legando tutte queste cose, le passioni sue e insomma, le storie nostre personali, abbiamo pensato che potesse essere una bella cosa partire, ricordarle in questo modo. Devo dire grazie in particolar modo a Silvio Lovisio, che ha tenuto le fila di tutte le entità, perché poi c'è stato il Museo del Cinema, e ringrazio Claudia Gianetto, però devo dire che Silvio è quello che ha tenuto le linee di tutti e nei confronti di tutti, e noi siamo veramente contenti. Ricordiamo questa bellissima serata del mese di gennaio in cui abbiamo festeggiato la prima volta questa apertura, questa inaugurazione di questo libro, con una serata che poi magari Claudia se vuoi anche ricordare, però quello che ci tenevamo è noi ricordare questa persona che è stata molto importante per noi, ma è stata un'assidua frequentatrice del centro studi, del Museo del Cinema, del Teatro Regio e di tante altre dell'orchestra, insomma, della RAI, insomma tantissime sue passioni che vogliamo ricordare, e speriamo che questo libro, come diceva Albina, che ha avuto già comunque un buon circuito, questo libro possa essere un qualcosa che rimane. Questo contributo arriva grazie al contributo di noi studenti e di amici, da cui alcuni presenti anche in sala, e quindi è un'opera che noi abbiamo veramente con piacere finanziato, e speriamo che sia, dico anche, è un'opera anche godibile, veramente piacevole la lettura di questo libro, e quindi non è un libro storico, magari, che potrebbe essere visto anche un po' pesante, magari un po' difficile. In questo caso è anche veramente allegro, con delle storie molto divertenti su quello che era il mondo del cinema dell'epoca. E quindi niente, grazie a tutti, grazie anche a Silvia che Silvia, io direi una parola, la dici anche tu, però. Beh, è un ricordo affettuoso per una persona che ha occupato nella nostra vita uno spazio importante, e ci è piaciuto così mantenere un legame agli aspetti che lei ha poi condiviso con noi, al di là degli aspetti così scolastici, ma anche gli aspetti poi legati più all'arte, alla cultura, che ci hanno legati a lei poi in tutto il resto della vita. Abbiamo passato delle serate insieme parlando di musica lirica, di teatro, di cinema, e quindi perché non dedicarle qualcosa che rimanesse per condividere questo suo modo di essere e di vivere insieme a tutte le persone che potranno leggerlo.
Bene, grazie. Io ho questa idea, magari, non lo so, credo di poterla con voi condividere di sicuro, che il libro è qualcosa che resta, va nelle biblioteche, magari sta lì silente per anni, forse abbiamo dei libri che sono stati anche secoli in qualche modo lì, tranquilli e silenti, e prima o poi qualcuno lo aprirà. E quindi mi sembrava un modo più duraturo, no? Di una manifestazione singola, di un giorno, di una volta, di un premio, perché il premio o fai un investimento enorme e tutti gli anni fai una cosa, o se no finisci in quel momento che tu l'hai fatto. Il libro resterà sempre. Il libro ha avuto già una grossa fortuna, abbiamo cercato di farlo avere in tutte le biblioteche in modo che fosse presente, e poi, come è stato detto, effettivamente il personaggio Arrigo Frusta è talmente arguto, talmente intelligente, brillante, che il libro si legge proprio con grande piacere. A questo punto entriamo veramente dentro ai ricordi di uno della pellicola. Do la parola a Silvia Aloisio, che poi in dialogo con Claudia Giannetto ci farà entrare. Ecco, intanto è arrivata la foto di Milena, che abbiamo poi scelto per il libro, ma Milena era sempre presente qua alle conferenze, e forse la prima foto che avevo trovato per metterla nel sito, non avendone altre diciamo sue, l'avevo proprio presa dal pubblico, che era anche stata carina. Quindi prego a voi e via. Grazie Albina, e grazie insomma anche ovviamente a Paolo e a Silvia per aver reso possibile questa operazione. Io e Claudia ci tenevamo tantissimo da anni, perché sia io sia lei abbiamo conosciuto Frusta quando eravamo ancora molto giovani, nel nostro percorso anche di studenti e i nostri primi anni al Museo del Cinema, quindi è stato veramente una presenza che ci ha accompagnato nella nostra crescita culturale e professionale, quindi c'è un grande valore affettivo. E poi c'era anche il forte desiderio di condividere con i lettori, con le lettrici, degli scritti che noi riteniamo assolutamente, come ha detto Albina poco fa, non soltanto di grande qualità storica, perché Frusta è veramente un testimone dei fatti, è vero, quindi con tutta la parzialità che l'essere testimone implica, ma anche un testimone attento, preciso, documentato, anche se sono passati, quando lui comincia a scrivere i suoi ricordi, quasi 40 anni dalla fine di quella stagione straordinaria del cinema torinese degli anni 10, dei primi anni 10, Frusta si ricorda tutto, non sbaglia, non fa errori, semmai, anzi, corregge gli errori di quei sedicenti storici che negli anni 50 cominciavano così a raccontare la storia del cinema muto italiano, ma lo facevano con un tono un po' riduttivo, diciamo così, no? Guardando quell'epoca lontana come ad un'epoca quasi fiabesca, quasi dominata dalla ciarlataneria, dall'improvvisazione, dal dilettantismo, una visione assolutamente sbagliata del cinema di quegli anni. E Frusta dedica gli ultimi anni della sua vita a rivalutare la serietà, la professionalità, l'intraprendenza tecnologica, artistica, economica di quei pionieri del cinema muto torinese. Esattamente come stava facendo parallelamente Maria Elena Prolo, inventandosi e poi realizzando il Museo del Cinema. Quindi un'opera meritoria di salvaguardia della memoria, di recupero anzi della memoria, di nomi dimenticati, di episodi remoti, ormai distanti, che lui riporta alla luce. Tutto questo però Frusta lo fa con uno stile che, se voi leggerete, per chi ancora non lo conosce, queste pagine, uno stile assolutamente avvolgente, cioè un senso dell'ironia che quindi lievita costantemente il rischio della retorica, dell'autocelebrazione. Sicuramente Frusta aveva un'alta opinione di sé, era consapevole del suo ruolo fondamentale nella storia del cinema italiano, quindi sapeva chi era, sapeva cosa aveva fatto, però guarda quegli anni con affetto, con rigore, ma anche con molta ironia, però un'ironia intelligente, l'ironia di un uomo antico, come lui si definisce, perché un uomo dell'Ottocento, un uomo che aveva studiato nel collegio Cicognini di Prato, per intenderci, lo stesso collegio dove ha studiato D'Annunzio, che aveva una cultura quindi veramente
i cui padri di questa cultura avevano tutte le radici nell'Ottocento, quindi un uomo che veniva dal secolo precedente ma che si affaccia al Novecento già abbastanza maturo comunque, perché comunque aveva 25 anni nel 1900, quindi si affaccia a questo secolo però con lo spirito di un giovane. Voi dovete fare un piccolo sforzo immaginativo, no? Cercate di capire cosa voleva dire per un giovane letterato, giornalista, con una cultura classica alle spalle, scegliere nel 1908 di dedicare la sua vita lavorativa e non solo al cinema, cioè qualcosa che era completamente nuovo, inedito nel panorama intellettuale di quegli anni, artistico. Era una scommessa nel buio. Il cinema era uno spettacolo che ancora non godeva nel 1908 di una legittimazione culturale, di un riconoscimento estetico, era guardato con molto sospetto da ampi settori della borghesia. E lui, intellettuale, piccolo intellettuale borghese, invece decide di scommettere su questa impresa, su questa operazione. E decide di mettere a servizio di un'industria. Lui insiste su questo aspetto, proprio sull'aspetto industriale del cinema. È per questo che è importante la presenza, cioè molto importante che questo libro sia anche un omaggio alla professoressa Saboni, quindi una studiosa di economia, perché lui dalle prime pagine dei suoi ricordi dice esattamente che il cinema per lui è un'industria, esattamente come era l'industria tessile, e quindi e per questo dà come titolo alle sue memorie Ricordi di uno della pellicola, uno tra i tanti possibili. Infatti lui dice pittori, operatori, sarti, attrici, attori, metteur en scène, soggettisti, tutti si lavorava anonimamente per la casa che ci riuniva, quindi esattamente come degli operai che contribuiscono alla produzione di un manufatto. Quindi c'è molta modestia in questo, un atteggiamento molto umile, e mette il suo capitale intellettuale, le sue conoscenze, le sue tecniche, perché è uno scrittore raffinatissimo, Frusta, al servizio di un'industria. Questo è veramente un passaggio epocale, cioè è tra i primi a capire che il mondo dei media sta cambiando il panorama culturale e il ruolo stesso dello scrittore, quindi lo scrittore si deve mettere al servizio dell'industria e dell'intrattenimento. E quindi da quel momento, al 1908, lui per un po' di anni non si ferma più, cioè lavora quasi esclusivamente per l'Ambrosio, questa insomma la principale casa cinematografica torinese, generando decine e decine di storie. Un po' le prende dalla sua biblioteca personale, nel senso che da Manzoni, appunto, come si sposi, da D'Annunzio, insomma, da Schiller, insomma, saccheggia, come facevano tutti in quell'epoca, ampia parte della letteratura occidentale, e molte storie però invece le inventa. E alcune le evoca appunto nelle pagine delle sue memorie, e sono spesso storie originalissime, no? Cioè che affrontano vari tipi di genere, no? Dal film fantastico, il drammone amoroso, il film criminale, e soprattutto bravo nei film criminali, no? C'è questo gusto anche un po' sadico, un po' vagamente crudele, che comunque intriga molto il pubblico dell'epoca. E quindi in queste 8 puntate edite, e sottolineo l'aggettivo edite, e poi Claudio vi spiegherà perché, di queste memorie, lui ricostruisce letteralmente un'epoca. Veramente sembra di vedere l'Ambrosio, di vedere i teatri di posa, di vedere le scenografie, di vedere i leoni della troupe del Seraglio di Schneider, che a Torino erano praticamente di casa, perché appunto in quegli anni non si poteva fare un film muto vero, storico, senza un vero leone, dei veri leoni, quindi si riprendono vite i comici dell'epoca, insomma è veramente un affresco di grandissimo fascino, quindi è una lettura piacevolissima. Peraltro Frusta, come vi dicevo, e come documentato molto bene nei fondi del Centro Studi Piemontesi, non soltanto legati al cinema, era un giocoliere della lingua, era un grandissimo conoscitore, amante dei sinonimi, amante anche un lessicografo, quindi vedrete una scrittura al tempo stesso semplicissima, cristallina, ma veramente con delle raffinatezze, di espressioni che ancora oggi lasciano veramente stupefatti per bellezza. Devo dire, veramente qui si rivela veramente un grande scrittore. La struttura del libro, quindi appunto le 8 puntate che Frusta pubblicò sulla rivista Bianco e Nero, che era la più importante rivista di cinema in Italia negli anni 50, una gestazione difficile perché i rapporti con Roma lui li pativa tantissimo, aveva un amore viscerale per la sua città, soltanto una volta, no, era stato lì per lasciare Torino nel 1911-10, Claudio forse se lo ricorda meglio,
un dirigente della Cines, Casa Romana, gli aveva detto: ma dai, vieni a lavorare da noi, perché aveva capito il talento di Nel 9 dopo addirittura nel 9 dopo dopo grande successo di Spergiura, esatto, da Balzac, però lui per un attimo ci pensa, poi dice: ma no, lasciare Torino, come potevo farlo? E quindi non lascia Torino. E quindi fondamentalmente il rapporto con Roma è sempre problematico. Anche negli anni 50, quando il Centro Sperimentale di Cinematografia, che pubblicava questa rivista, a un certo punto comincia a mettere i paletti, ostacoli, non vuole più pubblicare le sue memorie, e viene ampiamente documentato nella sezione di inediti. Ci sono tante lettere inedite che abbiamo trovato, appunto insomma, sono conservate nel fondo del centro studi piemontesi. Queste lettere documentano anche il difficile rapporto con il centro sperimentale. Questa è una piccola curiosità: a un certo punto l'uomo che risolve la situazione, il romano che risolve, che consente a Frusta di portare a termine quasi tutta la pubblicazione di quasi tutte le sue memorie, è Mario Verdone. Verdone è un cognome che gli evoca sicuramente qualcosa, è il papà di Carlo, che era anche un docente universitario, peraltro uno dei primi docenti universitari di storia del cinema, grande specialista del cinema muto italiano, e che in quel momento lavorava a bianco e nero. Quindi lui capisce benissimo, Verdone, la qualità e l'importanza storica di queste memorie, quindi fa di tutto per portare a termine la pubblicazione. Non ci riuscirà del tutto, come dirà tra poco Claudia. Mi sta passando la parola, credo. Poi ve la Perché ti avrei ascoltato volentieri ancora un po'. Io intanto vi porto i saluti del nostro presidente, di Enzo Ghigo, e del direttore Domenico De Gaetano, che a questo punto daremmo per perduto oggi. Abbiate pazienza, è rimasto bloccato. Io inizierei intanto ringraziando molto Albina Malerba, perché in realtà è la seconda volta che il museo e il centro studi si incontrano per lavorare insieme, soprattutto per cercare di comunicare insieme questi materiali straordinari che abbiamo la fortuna di conservare di Arrigo Frusta. Già anni fa il museo e il centro avevano organizzato, tra l'altro negli spazi del centro, una mostra Nel Consiglio regionale. Nel Consiglio regionale, La biblioteca ecco perché del io Consiglio confondevo le regionale. sedi. C'è anche Nella un catalogo, biblioteca del sì, Consiglio c'è un catalogo molto bello, se vorrete vederlo, e in quell'occasione già si era pensato di, come dire, tornare a far dialogare queste due anime, e non sono le uniche, una persona così ricca ed eclettica come Arrigo Frusta, e quindi il suo lavoro straordinario nell'ambito del cinema delle origini degli anni 10 e 20 e il lavoro straordinario come scrittore e poeta dialettale piemontese, più questo suo rapporto con la montagna, con la fotografia, che non è trascurabile. E lì lavorammo insieme, ripromettendoci di fare altre cose. Nel frattempo il museo ha continuato le sue ricerche, in parte per i lavori dedicati alla sceneggiatura, ma non solo, e il centro studi ha fatto un enorme lavoro su questi fondi, anche arrivati ancora su Arrigo Frusta, che è poi parte della pubblicazione che stiamo presentando oggi. Vorrei ringraziare molto Paolo e Silvia, perché in realtà ci hanno dato una grandissima opportunità, e tra l'altro, per quanto possa sembrare arbitraria la scelta, già soltanto da quel che loro ci hanno detto questa sera si capisce come i percorsi si intreccino, e quindi ci sono, oltre al centro, al museo, anche la collaborazione importante del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che ci ha permesso di rieditare questi ricordi. In realtà c'è un incontro che sta nell'importanza che diamo al patrimonio, alla vera accessibilità del patrimonio, pensando però al patrimonio culturale come sia un patrimonio materiale, che è quello che cerchiamo di gestire e di valorizzare, ma anche un patrimonio straordinario, immateriale, che è quello di cui noi abbiamo avuto, come dire, un assaggio nel sentir descrivere il lavoro di questa insegnante, di Milena Boni. Sicuramente il suo ruolo è stato fondamentale, immagino, nella formazione non soltanto di Paolo e di Silvia, che la ricordano, ma
purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerla personalmente, ma direi che è una persona che ha dato moltissimo, cioè che ha arricchito moltissimo le persone che l'hanno seguita, ma che molto probabilmente ha dato molto anche, lei ricordava, era sempre qui, loro ricordavano il Museo Regio, molto anche alle istituzioni che lavorano per trasmettere questa cosa. Quindi, come dire, non c'è poi tutta questa arbitrarietà. Per noi è stata una grande opportunità, la ricerca è antica, tra l'altro la parte di ricerca che io ho avuto il piacere di seguire l'ho realizzata, oltre che con un confronto costante con Silvio, con Gianna Chiapello, che porto anche i suoi saluti e che è stata collaboratrice di Maria Adriana Prolo e che continua ad essere collaboratrice del museo. Silvio vi parlava di 8 puntate, noi nel lavorare su Frusta abbiamo iniziato a intestardirci sull'esistenza di questa nona puntata inedita, quindi da un lato la volontà di rieditare quelle che conoscevamo, dall'altra come dire, la volontà anche di ritrovare quel che Frusta, in parte per censura, in parte per autocensura, perché comunque era una persona che era perfettamente in grado di, come dire, avere il polso del valore del lavoro che stava facendo, insomma era stata scritta o no, esisteva o non esisteva, e quindi dopo un grande lavoro sugli archivi del museo, che in realtà si è concentrato sul suo lavoro di sceneggiatore, su cui, se avremo tempo, io non ho l'orologio, volentieri ci torniamo insieme Silvio, quindi il lavoro sulle sceneggiature. In realtà restavano da studiare molti altri documenti, allora non ancora catalogati con criteri che poi invece i colleghi e le colleghe hanno messo in atto dopo, e che si raccoglievano in 2 grandi blocchi, un quaderno di appunti, un quaderno pellicola e un blocco di appunti, ma vi sto parlando di centinaia di pagine, e tra l'altro ne avete alcune riprodotte nel volume che qui ha Silvio. Lui ovviamente non si è risparmiato, quindi c'erano fogli manoscritti che lui aveva riempito fronte e retro, scrivendo anche qualcosa avete visto. Quindi ci siamo intestarditi, grazie all'aiuto di Gianna e alla sua profonda conoscenza dei manoscritti che il museo conserva di fine 800 inizio 900, abbiamo iniziato a trascrivere. E poi è rimasto lì sino a quando non ci è stata data questa opportunità. Questa nona puntata in realtà non è presente in stesura definitiva nelle carte manoscritte di Frusta, ma lo è abbastanza da averci permesso di ricostruire, io spero, uno di quei racconti, una di quelle narrazioni leggere, divertenti di cui vi parlavano prima, in cui effettivamente lui come dire, si concede una parentesi, mentre le 8 puntate precedenti, pur con questa scrittura vivace, raccontano effettivamente, non in ordine cronologico, ma in blocchi molto definiti, pezzi straordinari di storia del cinema delle origini, perché dobbiamo tener conto che è vero, Arrigo Frusta era la Società Anonima Ambrosio, era a Torino, ma questo significa che lui è stato il capo ufficio soggetti di una delle case più importanti del cinema muto a livello mondiale. Quindi, come dire, è cultura del nostro territorio, ma il livello a cui lui lavorava e lavoravano con lui i colleghi che lo circondavano era altissimo, era veramente internazionale. E lui in qualche modo in questa puntata si prende una vacanza dalla città che, come sappiamo, non lasciava volentieri se non per andare in montagna. Si prende una vacanza perché stanno succedendo alcune cose. Siamo velocemente, perché gli anni sono pochi in cui succedono mille cambiamenti dal punto di vista tecnologico, artistico, estetico nel primo cinema. Stiamo velocemente passando dal cortometraggio, mediometraggio al lungometraggio che si afferma, cambiano le modalità all'interno delle case e alcune figure inizialmente, come dire,
mestieranti all'interno di queste case hanno sviluppato una certa professionalità e cominciano a loro volta a voler dare origine a altre case di produzione. Del caso di Caserini, che proprio nel 12 lui lavorava alla Società Anonima Ambrosio, quindi lui e Frusta erano colleghi, ma la sua formazione, in questo caso soprattutto nella direzione cinematografica, era tale da permettergli di staccarsi con altri colleghi e colleghe e fondare una sua casa, la Filmartistica Gloria, che tra l'altro produrrà film molto importanti. Probabilmente Frusta non è stato insensibile a questa possibilità per tante ragioni. Ha delle discussioni con Arturo Ambrosio, questa è la nostra ricostruzione, lascia la città e, così come lui stesso scrive alla fine dell'8ª puntata edita, si muove itinerante intorno a Torino e arriva in questa locanda sul lago e lì si ferma. E adesso vabbè, io non ve la racconto perché sappiate che è una storia leggera, graziosa, dove lui comunque ci racconta altro del cinema e di nuovo nel voler intendere il cinema come ben l'ha inteso Maria Adriana Prolo, della quale abbiamo recentemente rieditato la storia del cinema del 51, quindi stiamo parlando di questi anni in cui, mentre Arrigo Frusta scrive i suoi ricordi, Maria Adriana Prolo sta cercando di riorganizzare tutti i materiali che lei ha raccolto, in parte storia orale, in parte ricerca nuovissima sulle fonti d'archivio come le riviste. In questi anni lui riesce a raccontare di un aspetto che ha piuttosto a che vedere con, come dire, l'impatto sociale di questa nuova industria, in particolar modo anche il ruolo femminile all'interno di questa industria, quindi il primodivismo, eccetera. Quindi c'è molto sotto questo racconto leggero. In tutto questo c'è una cosa di nuovo che si evince. Silvio vi diceva prima di quanto lui sia un profondo conoscitore ed un abile scrittore, in riferimento ovviamente alla sua attività come poeta dialettale. Lo stesso si può dire in relazione alla sua attività di sceneggiatore. E qui lo vediamo giocare con la lingua, in questo caso italiana. Ci sono dei passaggi meravigliosi nelle sue pagine, relative a questa nona puntata che abbiamo ricostruito, in cui lui, attraverso aggettivi e descrizioni, tratteggia alcuni dei personaggi dei suoi racconti, in particolare la giovane Graziella, ma anche la proprietaria della locanda, e lo si vede giocare con la lingua, ma anche si capisce come lui dominasse questa materia. Prima dicevamo della serata trascorsa insieme, il museo è molto felice che sia stata così apprezzata la serata al Cinema Massimo. Noi li abbiamo messo in gioco come fa Albina, come fanno loro, come avrà fatto Milena Boni, come fa il professor Alovisio all'università, in realtà molto lavoro di tante persone realizzato negli anni. Il film che abbiamo presentato è un restauro, I Promessi Sposi del 1913, prodotto dall'Ambrosio, è un restauro che il museo ha realizzato con la Cineteca Nazionale di Roma. Abbiamo la fortuna di avere su questo film le musiche degli Agagliate che lo commentano. Abbiamo fatto un grande lavoro con un esperto, il professor Spera, esperto di Manzoni, e il film che noi abbiamo presentato è l'adattamento cinematografico più antico del romanzo, noi possiamo dire, ma non solo noi, di nuovo il livello non è solo nazionale, del romanzo di Manzoni. E in questo caso la sceneggiatura è una delle sceneggiature andate per tutte. Questi fogli che voi vedete, sottolineati e anche a volte sbarrati con questo matitone rosso e blu, allora questa è parte del fondo di sceneggiature meraviglioso che il museo conserva. Sono tutti manoscritti di Frusta che raccolgono tipologie diverse di materiali. Questi quadernetti
sono probabilmente versioni delle sceneggiature che usavano sui set. Su questi quadernetti si ritrova parte della sua abilità anche nel disegno e nella descrizione tecnica relativa alla realizzazione di un film. Ci sono delle pagine in cui noi leggiamo la descrizione dei costumi, delle caratteristiche che dovevano assumere attori e attrici, ma anche altre pagine in cui lui disegna esattamente dove andava posta la macchina da presa, con che angolo riprendere. E questa è una parte dei materiali. Nel caso dei Promessi Sposi, sceneggiatura perduta. Cosa avevamo? Avevamo il film che abbiamo ricostruito, lacunoso, avevamo un'edizione della Delphi con le cartoline pubblicitarie dell'Ambrosio, non ho visto, ecco guardate, immaginate trascrivere fronte e retro queste riflessioni, queste cose di Frusta. Gianna Chiapello ha fatto un lavoro straordinario con noi. E avevamo questa edizione del romanzo con le cartoline dell'Ambrosio e abbiamo iniziato a lavorare per capire quali fossero le scelte di Frusta, proprio per riuscire a intuirne la grandezza. In questo avere questo esperto di Manzoni che ha lavorato con noi è stato fondamentale. Abbiamo scoperto che Arturo Ambrosio amava indicare come la sua biblioteca personale, cioè secondo Arturo Ambrosio, fondatore e direttore della società per cui Frusta ha lavorato per più di 15 anni, Arrigo Frusta sapeva tutto. Era una biblioteca vivente. E questa biblioteca abbiamo scoperto che nel 1912 ha saputo, ed è evidente che la conoscenza del testo era molto molto importante, non c'era alcuna superficialità, ha saputo riadattare questo romanzo tenendo conto del pubblico che avrebbe avuto di fronte, tenendo conto anche del livello di alfabetizzazione, perché le didascalie sono brani del romanzo, ma anche lasciando trasparire la sua capacità di in qualche modo farsi portatore dell'epoca in cui lui e il primo cinema si stavano muovendo, quindi dando una lettura del romanzo che è perfettamente in linea con una certa cultura altoborghese ma anche popolare come voleva essere il cinema. E questa è stata la nostra serata. Io adesso ripasserei la parola a Silvio. Quanto tempo abbiamo, Albina? No, 10 minuti, Okay. un quarto d'ora. Perché forse Silvio potrebbe aggiungere qualcosa sugli inediti che abbiamo avuto il piacere di ritrovare con questo lavoro di ricerca. Per quel che riguarda i materiali che abbiamo studiato al museo, quindi questi 2 blocchi, pellicola e appunti, abbiamo ritrovato molti materiali che afferiscono alle puntate, ma anche molti materiali mai pubblicati. Di nuovo, censura imposta, autocensura, ci sono alcuni passaggi estremamente interessanti, oltre che anche alcuni divertenti, perché sono passaggi sulla censura, ma anche passaggi con degli aneddoti su costumi, trucchi in scena, e li riportiamo nel volume. E poi ci sono anche altre parti inedite, scusami Silvio, di cui forse il professor Alovisio può dirci qualcosa. Sì, grazie Claudia. Sono, diciamo, la parte più consistente di inediti, come accennavo prima di passare la parola a Claudia, è costituita da questo corpus di lettere, peraltro un corpus selezionato, ce ne sono di più. La fortuna che abbiamo avuto, insomma, che è stata non soltanto che questi documenti sono stati conservati ovviamente dal centro studi, ma anche il fatto che Arrigo Frusta era molto meticoloso, puntiglioso, preciso, e quando scriveva le lettere le trascriveva. Quindi ci sono questi registri copia-lettere, esatto. Quindi, e l'ha fatto per decenni, cioè le prime lettere che abbiamo risalgono al 1915, mi sembra, quindi 15-16, le ultime agli anni 60, quindi lui muore nel 65, quindi un patrimonio epistolare che riguarda tutta l'attività di Frusta. All'interno di questo patrimonio enorme
questi quaderni sono una decina, no? Anche di più adesso, fittissimi, con una scrittura peraltro molto molto leggibile, a differenza di Pastrone, che invece siamo impazziti a trascrivere. Scusami Silvio, è quello che loro possono vedere nelle teche, quella scrittura Sì. minuta ordinatissima. Ne abbiamo messo due libretti, diciamo, due copialettere, quando uscite, se volete vederle, abbiamo Sembrano scritti da persone differenti, pensate a queste lettere, Certo. e invece queste minute tutte ordinate, pazzesche. Esatto. Certo. Quindi non è stato un lavoro, è stato un lavoro lungo che è stato svolto appunto dal centro studi di trascrizione, però certamente comunque la scrittura era molto chiara. Comunque abbiamo selezionato all'interno di questo corpus veramente grande lettere di tema cinematografico che Frusta scrive appunto nell'arco dagli anni in cui era attivo nel cinema agli anni in cui invece della vecchiaia e gli anni del progetto della sua biografia. Viene fuori un Frusta del tutto inedito. Prima, negli anni 10, lo vediamo alle prese con gli aspiranti soggettisti, che per lui sono una maledizione, no? Perché chiaramente, così come tutti in Italia vogliono fare gli allenatori di calcio e critici cinematografici, all'epoca tutti volevano fare o gli attori o scrivere storie per il cinema, quindi bastava avere un minimo, proprio minimo di grado di alfabetizzazione, questi proliferavano insomma di storie che chiaramente Frusta riteneva indigeribili e improponibili. Quindi con grande eleganza lui scriveva queste lettere rispondendo a questi aspiranti soggettisti, quindi c'è una parte di lettere sono di questo tipo. Poi già negli anni 20 invece si vede un Frusta che gradualmente matura una certa amarezza, un certo disincanto verso quella stagione, no? Comincia appunto a guardare quegli anni con molta disillusione, molta amarezza. Evidentemente lui non aveva previsto questa crisi così repentina del cinema torinese. Dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'arco di 4-5 anni, a Torino si chiudono i battenti praticamente. Tremendo. Resta soltanto appunto la Pittaluga e la Ferte, diciamo così, no? Però Roma nel 17, per la prima volta nella storia del cinema italiano, supera Torino nel volume di film prodotti. Quindi siamo in piena guerra mondiale ed è un primato che poi Roma manterrà per sempre, di fatto. Quindi il primato torinese dura insomma dall'8 al 16, grosso modo. 8 anni straordinari, come diceva Claudia, strapieni di cose, di novità, di progressi, diciamo. Quindi si trova spiazzato, perché chiaramente è tutto un mondo che crolla nell'arco di pochissimo tempo. Lui cerca ancora di scrivere qualche soggetto, qualche sceneggiatura, ancora nel cinema sonoro, pur non avendo un grande entusiasmo per questo cinema parlato. Cercherà ancora negli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, anni durissimi per lui, di contattare i vecchi amici del cinema muto, che ancora lavorano, perché qualcuno lavorava ancora. Capozzi, per esempio, che vediamo combinazione proprio qui, Eccolo qua. era un grande divo del muto che ha continuato poi anche a interpretare ruoli nel cinema sonoro, quindi chiede a Capozzi: ma mi potesse aiutare per piazzare questa sceneggiatura? Evidentemente Capozzi lo si intuisce, non riesce comunque a portare avanti questo progetto frustiano. Chiede aiuto anche a Vitrotti che era uno dei primi direttori della fotografia degli anni 10, che appunto Giovanni Vitrotti, che lui chiama Vitrottino nelle sue lettere, molto affettuoso nei suoi confronti, ma anche Vitrotti può fare ben poco, perché anche lo stesso Vitrotti ormai è un tassello dentro una catena produttiva dove non ha più comunque il rilievo che aveva comunque l'Ambrosio negli anni 10. Quindi vediamo un Frusta sempre, addirittura a volte persino depresso, sconsolato, no? Un Frusta che capisce sempre meno la modernità e si contrappone a questa modernità con orgoglio, ma anche con un'ironia scherzante, appunto, che non perde mai, cioè anche nei momenti più cupi della sua vita, e anche una vitalità incredibile. Vi leggo soltanto le ultime righe della penultima lettera che sul cinema anche lui scrive, almeno quanto ci risulta dal fondo del centro studi, ed è una lettera che lui scrive a un giovanissimo Roberto Chiti, nome che forse voi dice poco, ma noi specialisti, diciamo, del muto italiano dice moltissimo, perché è stato un grandissimo filmografo del muto italiano, è veramente un punto di riferimento ancora oggi dei suoi studi. Roberto Chiti era di Genova, negli anni 60 era ancora un giovane, adesso purtroppo è morto anche lui da qualche anno, e Roberto Chiti gli scrive che gli fa delle domande, perché Roberto Chiti è uno dei pochi storici di quel periodo che capisce
quello che aveva capito la prova, ossia che per fare la storia del cinema in Italia dei primi anni bisogna intervistare i protagonisti che stanno morendo, stanno perdendo, no? E quindi cerca di contattare tutti questi pionieri e di trascrivere i loro ricordi. Quindi si stabilisce con Frusta un rapporto molto bello tra il giovane storico e il vecchio sceneggiatore, e Chiti dice sto per sposarmi, quindi in particolare privato, e Frusta gli racconta del cinema muto, e poi a un certo punto verso la fine della lettera scrive questo: non mi resta che applaudire a piene mani al suo matrimonio e a fargli gli auguri più lieti. Creda, la vita è una cosa magnifica, basta saperla prendere per il buon verso, e viverla in due, d'amore e d'accordo, dà una grande forza. Volersi bene, glielo dice un vecchione di 87 anni, dalla vita tumultuosa e arrischiata, è una benedizione dal cielo. Ecco, quello che mi ha colpito, sia in Frusta sia in Pastrone, che negli anni più cupi della Seconda Guerra Mondiale scrive un manoscritto, che abbiamo ripubblicato anche questo recentemente, no? Scrive un manoscritto dove racconta di se stesso, della sua vita, e conclude nel 1943, il Pastrone ormai anziano, questo suo manoscritto dicendo quanto è bella la vita, quanto è bello il mondo, basta girarsi intorno e guardarsi. Anche lui nel momento più cupo, no? Nel momento in cui gli hanno bombardato il suo studio, non ha più insomma riferimenti, mantengono questi grandi vecchi una vitalità che veramente farebbe scuola, diciamo così, rispetto a tanti giovani che oggi giovani o sedicenti tali che comunque lavorano nell'ambito creativo artistico, no? Quindi evidentemente erano personalità che hanno maturato nella loro giovinezza una carica di dinamismo, di capacità di reinventarsi, di aprirsi al nuovo, che poi si sono portati dietro per tutta la vita. E questa è una caratteristica che viene fuori in maniera incredibile da queste pagine. Aggiungere una cosa, speravo, infatti non ci eravamo ovviamente messi d'accordo sull'intervento, speravo che ci leggessi qualcosa a tua scelta. Mi collego a quello che ha detto Silvio, che giustamente ha citato Giovanni Pastrone, per ritornare sulle fila della capacità, della grande intuizione che hanno Frusta e Maria Adriana Prolo negli anni 40 e poi subito all'inizio degli anni 50 nel dedicarsi a queste ricerche. Proprio in quegli anni, voi pensate che la storia, le puntate sono state editate appunto forse nell'arco di quanti anni, Silvio? 8 anni, 8 anni. 60, sì. Con queste difficoltà appunto di esatto. Nel 51 esce La storia del cinema, nel 1953 Maria Adriana Prolo fonda ufficialmente il Museo Nazionale del Cinema. La prima sede poi la otterrà nel 58. Quell'anno fonda il museo ed entra ufficialmente nella FIAF. E al suo fianco chi ha? Oltre a soci, finanziatori, ha 3 figure in modo differente fondamentali. Una, la meno nota nel mondo del cinema, ma non poco importante per lei, è sicuramente Mario Gromo, al quale è intitolata la nostra bibliomediateca. Le altre 2 sono, non a caso, Giovanni Pastrone e Arrigo Frusta. Sono 2 dei soci fondatori del Museo del Cinema con Maria Adriana Prolo, e tra l'altro sono 2 tra le figure che hanno lasciato parte di questo nucleo preziosissimo, unico e importante per la storia del cinema mondiale, di materiali del cinema muto torinese, con un Giovanni Pastrone che ha donato alcune pellicole originali in nitrato più questi documenti, e Arrigo Frusta che ha lasciato una documentazione d'archivio della nascita del ruolo dello sceneggiatore che credo non abbia uguali per caratteristiche e continuità. Ecco, queste 2 figure Maria Adriana Prolo le aveva al fianco, e al contrario di chi era un pioniere del cinema, Maria Adriana Prolo invece era una pioniera della storia dell'arte, donna peraltro, quindi un valore aggiunto soprattutto in quegli anni,
non per il femminile, ma per ovviamente le difficoltà che lei ha dovuto affrontare e risolvere. Ecco, Maria Adriana Prolo che cosa fece sapendolo? Frusta forse in questo meno consapevole. Aveva già pensato allo studio e alla scrittura come mattoni da porre per dare, come dire, una consistenza anche storica e scientifica al suo progetto di museo che ha fortemente voluto nazionale, che ha fortemente voluto a Torino. Ecco, al suo fianco queste due figure straordinarie. Bene. Grazie tantissimo, perché effettivamente se uno legge il Frusta, poi raccontato da voi, è bellissimo, sia in piemontese che in italiano, non puoi che appassionarti a questa figura, perché è proprio lui esposto lì. Abbiamo nell'ingresso questo piccolo ritratto, no? Che è in piemontese, ma lui si descrive proprio come poi è, cioè una persona veramente intelligente, straordinaria, arguta. C'è tutto un racconto su una bagna cauda che lui e Lampugnani hanno fatto in Punta del Cervino, che adesso Borgiattino vuol fare una serata a bagna cauda, dico ti mando una poesia o qualcosa sulla bagna cauda perché vale la pena. Cioè questi racconti straordinari. Allora intanto io vi ringrazio moltissimo, perché e voglio mandare ancora un pensiero a Milena, perché siamo riusciti a fare questo libro e credo che sarà un libro che resterà. Noi abbiamo più poche copie, però l'importante è che sia andato in giro e sia presente nelle biblioteche, poi i libri vivono e vivranno sempre. Vorrei chiedere però se qualcuno del pubblico ha abbiamo ancora qualche minuto, insomma, ha una domanda, qualche curiosità, qualsiasi cosa, loro sono a disposizione. Dell'amore per la montagna, ecco, se ci dite qualcosa. Io posso dire questo, che nelle ricerche abbiamo anche cercato di ritrovare due film di montagna, la cui regia è attribuita da Arrigo Frusta. Voi considerate che però dei film del muto, nonostante restauri, ricerche, eccetera, la gran parte del patrimonio mondiale erano film ancora realizzati in nitrato e non considerati. Sì. Vabbè, poi ci sarebbe una riflessione da fare anche sulla conservazione del cinema contemporaneo, ma non considerati un bene da tutelare, ma appunto questa cotè del cinema, industria, merce, peso, costi, recupero, eccetera, eccetera, è sparita la gran parte del patrimonio. La cosa di cui siamo certi è che lui li avesse realizzati, ne conserviamo delle brochure pubblicitarie. Nei materiali fotografici che abbiamo avuto il piacere di vedere insieme, abbiamo visto che normalmente salivano con queste attrezzature che adesso fanno venire i brividi. In genere nei materiali che abbiamo noi erano piccoli gruppi, 4 o 5 persone con una guida esperta, a volte 2, e loro che è evidente però erano alpinisti esperti. Perché altrimenti non avrebbero mai potuto vivere la montagna in quel modo. Tra l'altro loro facevano di più, perché spesso avevano dietro le attrezzature per realizzare riprese cinematografiche con dei grossi problemi per le temperature, oppure le attrezzature fotografiche. E quindi una parte dei materiali sono tra l'altro di qualità fotografica e cinematografica straordinaria. Noi non abbiamo i suoi, per esempio al Museo del Cinema abbiamo però dei filmati coevi realizzati da altri registi, dalla Casa Ambrosio, dove si vede come salivano in montagna ed è insomma impressionante. Di Frusta nessuna. A oggi che io sappia, a meno che non sia successo qualcosa quando mi sono allontanata dalla Cineteca. No, purtroppo non succede. ma temo. Mentre no. sei lontana, Zanche. No, perché comunque ancora si trovano. Ma certo, Sì, ma secondo me perché si no? troveranno, vedrai. Perché no? Perché no? Già la documentazione fotografica è straordinaria, e lì di nuovo si trova un'anima, che è questa bellezza che ritroviamo nel finale di questa lettera,
e non è il frusta del bel mondo e della Belle Époque, cioè ci sono altri tagli, c'è un altro spessore, con una cosa, bisogna anche dire che figure, grandi vecchi come tu dicevi, come Pastrone e come Frusta, hanno avuto, come dire, la fortuna che anche noi vorremmo aver avuto di vivere in un'epoca straordinaria e tra l'altro terribile, perché straordinaria e terribile, ma un'epoca che ha saputo, che ha dovuto affrontare 2 guerre, ma che ha anche saputo ricostruirsi. Un'epoca in cui sicuramente ci sono stati anni di fascismo non facili, però una predisposizione alla scoperta, per esempio per loro aver lavorato in questa industria in cui loro sono tra coloro che hanno dovuto inventare, cioè il mestiere dello sceneggiatore cinematografico non esisteva, come molte altre anche tutti i macchinari, professionalità, certo, Pastrone brevettava macchinari, lui quindi doveva essere stato, quindi è vero, come ha scritto lui, è anche vero che ha vissuto tempi beati. Sì. Questo è vero. Bisogna riconoscerlo. Sì. Ma lo stesso ottimismo che nonostante tutto viene fuori dalle frasi che hai letto, cioè è che comunque c'è una gioia di vita nonostante i problemi, vuol dire che hanno amato quello che hanno fatto e hanno lottato per tenerlo in vita. Se posso dare un piccolo contributo anche Come no, perché certo. A me queste cose riportano, loro sanno benissimo, ma anche Albina lo sa, che io dopo sono laureato su una tesi di storia economica del cinema muto torinese, e sentire queste cose è un po' un amarcord, ma quello che è importante è che io all'epoca non avevo letto Frusta, ed è una scoperta successiva. Aver letto le pagine di Frusta mi ha dato un'immagine più concreta di quello che era effettivamente, perché io ho sfogliato tutte le riviste di cinema dell'epoca, ho fatto un lavoro incredibile, però si parlava in maniera molto commerciale, leggera, pubblicitaria, ed le cose erano molto enfatizzate, ma poi nella realtà si diceva questa film uscirà con grande, e poi prima di uscire il film la casa di produzione era già fallita, no? Questo infatti perché secondo me dal 7-8 fino al 14-15 è stata una crescita incredibile, durata pochi anni, ma poi avevamo le grandi case che erano importanti, erano delle industrie, ma poi c'erano tutte le altre, tutti gli attori che si improvvisavano mettere en scène. Sì, c'era una costellazione. C'era, però in quel periodo lì a Torino c'era quello, ma c'era anche l'esplosione dell'automobile. Quindi in quel periodo lì c'erano altre cose. Quindi in quel periodo lì Torino ha fatto secondo me 7-8 anni esaltanti, ma proprio esaltanti. C'era il divismo, insomma le attrici che giravano via Po, le esposizioni internazionali ben raccontano esposizioni questa atmosfera di esaltazione. Dell'11 che poi è stata un'apoteosi, quindi è stato un periodo incredibile che averlo vissuto da protagonista, però quello che è bello in lui è che è una persona di grande cultura che però si incasella perfettamente, dire io sì, però sono uno che lavora, sono un dipendente di una grande società che fa il suo lavoro retribuito per quello che fa. Molto diverso rispetto a una diva del cinema che magari si esalta molto di più di quello che è, oppure rispetto ad altri che diciamo lui si è veramente incasellato bene, si è autodescritto perfettamente e riporta le cose nella propria realtà. E poi un altro ricordo è che nelle prime volte che leggevo del cinema muto, di questi primi storici, tra virgolette storici, perché riportavano delle cose che poi non erano veramente assolutamente vere, mentre invece poi man mano Maria Adriana Prolo e
Frusta, hanno riportato le cose nel giusto ambito, no? Nella giusta direzione, nella giusta realtà. Sì. E con una prospettiva, credo anche Paolo, molto moderna. Molto. L'approccio storico di Maria Adriana Prolo, che a tutto campo è molto moderno. Nella narrazione di Frusta non c'è solo il suo mestiere, che come diceva Paolo, cioè se lui aveva firmato e doveva realizzare 3 soggetti alla settimana, Lo faceva. soprattutto lui doveva scrivere 3 soggetti alla settimana, con ovviamente la possibilità anche di sviluppare grandi progetti, ma doveva E consegnare. Ambrosio era severo, non era, Ambrosio era severo. non era bonario indulgente. Vabbè. Sì, vero. C'è ancora qualcuno che vuole fare qualche domanda? A lei. Grazie a voi per essere venuti. A voi. Grazie. La pazienza. Io voglio solo così aggiungere una cosa piccolissima, che nei testi in piemontese soprattutto lui sfoga un po' questa sua amarezza, rabbia diciamo, verso Roma, no? Verso Roma che ha sottratto tutto. Misolupa, uno dei suoi lavori, Misolupa, e tutte le volte che in un racconto in piemontese deve parlare della RAI di Roma, dice semplicemente Sua Maestà voglio Possio comando e via, no? Cioè, effettivamente leggere il piemontese e avvicinarlo a questo, perché lì era molto più libero di raccontare. Tra l'altro uno dei primi libri che abbiamo pubblicato come Centro Studi Piemontesi sono state Fascini e Zabbia di Arrigo Frusca, dei racconti, e Fascine di sabbia, cioè qualcosa che poi ha continuato, sempre pubblicato a puntate, sarebbe bello raccoglierle. Predica e Givo, che sono le prediche inutili di inaudiana memoria, no? Perché i Givo sono i grilli, no? Ecco, allora, per dire, e in questa parte piemontese è dove lui libera molto più tranquillamente, qui un po' deve, no? Ovviamente sta anche documentando una storia. Là lascia più venire fuori questo aspetto, questa vena più polemica, ma è divertentissimo. Forse bisognerebbe, perché le prose non le abbiamo mai tradotte, abbiamo dato delle parole chiave tradotte, forse varrebbe la pena provare a tradurre in italiano, perché effettivamente c'è molto, cioè per esempio qualcuno che stava facendo tutta un'altra ricerca su un mondo americano, dall'americano, cercava una cosa, abbiamo trovato in uno dei numeri, non so se dei Brandeo, di Frusta, e solo che era in piemontese, parlava esattamente di quell'artista, e però l'abbiamo trovato, io gliel'ho tradotto, se no questo non era in grado di capire questo grande artista, perché era un mondo che, no, i tempi beati di Frusta in realtà è un mondo dove scrittori, musicisti, studiosi, artisti non erano separati tra di loro, ma era proprio un mondo che insieme viveva, cioè c'era un'unità importante in quegli anni, il circo degli artisti, eccetera, un'unità che forse poi abbiamo perso. Comunque è interessante anche l'aspetto piemontese. Se non c'è più nessuno che vuole intervenire, ringrazio ovviamente voi presenti, Rosanna Roccia, direttore di Studi Piemontesi, Gustavo Mola, vicepresidente, e soprattutto, se mi permettete, Claudia Gianetto e Silvio Aloisio, perché hanno dato proprio corpo al libro, a Paolo Poncino e Silvia Maggiora, perché sono stati i tramiti per cui abbiamo potuto trovare il giusto finanziamento per pubblicare il libro, che adesso cammina e porterà sempre il ricordo di Milena Boni. Grazie a tutti.